dagli ambienti romani c'è questa voce che sta circolando. Ambienti romani e Veneto. Il presidente della provincia di Belluno lo dice chiaramente nel giorno in cui si presenta la stagione sciistica sulle Dolomiti che parte regolarmente venerdì, simbolo della montagna che si rialza. Qualcuno a Roma vede che i veneti in un mese si sono rimboccati le maniche, allora perché sbrigarsi ad aiutarli? Il rischio paradossale c'è, ammette Roberto Padrin, e sembrano riecheggiare le parole del presidente del Senato quando visitò la montagna devastata. Qui c'è un popolo veneto, la nostra gente, che è davvero encomiabile, non piange, lavora, si dà da fare, ma questo non può e non deve essere un alibi perché non ci siano poi sussidi forti da parte dello Stato. Quasi un mese dal disastro e seppur bravi e ammirevoli, i veneti, soprattutto quelli della montagna, hanno ancora estremo bisogno di aiuto. I danni si stanno quantificando, sono enormi, ingenti, soprattutto anche perché vanno a riguardare alcuni che sono i servizi primari, quindi la viabilità, la rete elettrica, saranno investimenti importanti che dovranno essere fatti, oltre a tutto quello che riguarda i comuni. Nei paesi si ricostruisce, si cancellano progressivamente i segni della devastazione, ma nella diversità di scenari a quasi 30 giorni da quel 29 ottobre ce n'è ancora uno da affrontare, quello più difficile, quello degli alberi. Lì dovranno essere prese delle decisioni importanti, secondo me condivise, perché il quantitativo è talmente ingente che comporterà veramente di fare grandissima attenzione. Stiamo studiando delle soluzioni, magari anche guardando a chi ci sta vicino, che può aiutarci in questo percorso che per me è molto importante. Dobbiamo riuscire ad arrivare in estate con aver già risolto in gran parte il problema.